Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Prestazioni modeste e un ritiro per i nostri 4 azzurri ai mondiali junior di Nairobi. A vara di soddisfazioni la rassegna è ridata intera keniana per i portacolori regionali. Emiliano Brigante, 18enne di Ronchi, dopo l'assegnazione di una proposta di squalifica ha tirato il freno per poi ritirarsi. C'era rammarico, ma i crampi allo stomaco non mi hanno permesso di continuare, ha detto l'atleta allenato da Sergio Tonut. Al di là di questo è stata per me un'estate da ricordare, con la conquista del titolo italiano e le partecipazioni agli europei e mondiali di categoria. Ma si accosta al debutto azzurro, esce nella seconda batteria degli 800 metri, conclusi in 1:52,71, lontano dal suo personale. Nato in Etiopia il 26 febbraio 2002, è residente a Portogruaro e allenato da Ezio Rover ed è esploso quest'anno con 1:49,81 sugli 800, 3:54,28 sui 1500 e 8:25,90 sui 3000. Niente da fare anche per Cesare Caiani sui 3000 siepi, conclusi in 10ª posizione in un modesto 9:43,53, 8:50 e 16 ai recenti europei under 20 di Tallinn, dove ha conquistato il bronzo. Un incidente di percorso che non scalfisce il valore del 18enne della destra tagliamento, che sarà di nuovo in azzurro sabato 4 settembre a Oderzo per l'incontro internazionale under 20 di corsa su strada, che torna dopo l'annullamento dell'anno scorso a causa della pandemia. Uscito precocemente dai radar anche il giavelottista Michele Fina. Nato a San Vito al Tagliamento il 9 settembre 2002 e residente a Fontanafredda, Fina è allenato da Carlo Sonego ed è primatista regionale junior del giavellotto con 70 metri e 23 nel 2020, mentre quest'anno ha lanciato a 69,68 e si è piazzato secondo ai campionati italiani. Nel gruppo A di qualifica si piazza settimo con un normale 65-61 che gli preclude l'accesso alla finale. In definitiva è stata comunque una trasferta utile e un'esperienza preziosa per crescere. Questi ragazzi stanno dando grandi soddisfazioni alla nostra atletica e meritano fiducia. A Villa Manin di Passariano, in comune di Codroipo, l'atletica regionale riparte con una gara di salto con l'asta disputata su una apposita pedana omologata, così i risultati ottenuti restano validi ai fini statistici. Una iniziativa promozionale d'élite e con ben 45 atleti a dare spettacolo in un contesto meraviglioso. Prima di passare alla cronaca, ascoltiamo il saluto del presidente della FIDAL di Udine e poi il DS della società organizzatrice Matteo Tonutti e il professor Ugo Kautz. Do il benvenuto a tutti in questa incredibile cornice architettonica per un evento atletico di altissimo livello come il Pole Vault Days, e che è la prima occasione in cui si stabilisce un connubio tra le bellezze artistiche del nostro territorio e l'atletica di alto livello. Questo evento fa parte dello European Athletics Promotion, è un circuito, e ringraziamo come FIDAL l'Atletica 2000 per lo sforzo organizzativo incredibile che ha profuso in questa iniziativa. Ringraziamo la Regione perché il supporto è stato determinante, e quindi lascio la parola alle immagini che testimonieranno la bellezza di questo evento. Felice di aver organizzato la prima manifestazione di salto con l'asta in Villa Manin, che è collegata anche ad altri eventi quali la mostra degli atleti paralimpici organizzata da FISPES e Panathlon, e nonché una serie di workshop per gli atleti e per i dirigenti sportivi, e infine siamo riusciti a valorizzare, grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comune di Codroipo, la Villa Manin di Passariano. Ritengo che questa manifestazione sia una cosa veramente molto interessante, molto utile per quanto riguarda il movimento sportivo in generale, ma soprattutto il movimento del salto con l'asta. Come potete vedere, una manifestazione di questo tipo si regge da sola, può avere un grande pubblico attorno, perché è sempre una disciplina spettacolare. Vedere un saltatore che salta 6 metri è una cosa veramente eccezionale, ma soprattutto anche perché questo può essere da traino a tutto un movimento giovanile
perché sicuramente i nostri ragazzi possono essere attirati da una specialità così spettacolare, così bella, così entusiasmante, per cui credo che sia una cosa veramente utile e faccio i complimenti agli organizzatori, perché ce ne vorrebbero di più, specialmente nella nostra regione dove un pochino abbiamo lasciato stare questa specialità. Tra i 45 atleti presenti, 11 erano del Friuli Venezia Giulia e la vittoria assoluta è andata allo sloveno Robert Renner con 5,40 m davanti al veneto Matteo Miani, 5,2 m, mentre nelle donne si è imposta l'allieva dell'Audace Noale Chiara Centenaro con 3,82 m. Tra i nostri è tornato a brillare lo junior sacilese dell'Atletica Bruniera Alessandro Padovan, che ha migliorato il suo 4,40 di Trieste a fine maggio, portandosi a 4,52 per poi fallire i 4,72 m che lo avrebbero portato nell'Olimpo regionale e che ha dimostrato di valere. Sta di nuovo bene dopo una lunga serie di infortuni e sarà senz'altro tra i protagonisti nella seconda parte di stagione. Bene anche Sara Agostinis, altra junior di Bruniera, che con 3,52 ottiene il primato stagionale avvicinandosi a 3 centimetri dal personale. Nei cadetti si è migliorato Lorenzo Sciannimanica della Libertas Sacile con 3,22 m e non sono state da meno le pari categoria Letizia Paolatto della Libertas San Vitese con 2,82 m e Bianca Frare della Libertas Sacile con 2,62 m. Purtroppo tre nulli alla misura di entrata, 2,42 m, fermano la capolista stagionale Noemi Music, Atletica 2000, già salita in giugno a 3,10 m. Da segnalare infine due presenze eccellenti a seguire le evoluzioni degli acrobati dell'asta. L'olimpionico di Los Angeles 1984 Mauro Barella e la sanvitese già azzurra Anna Giordano Bruno. Lei ha portato sua figlia a saltare nella mattinata nel corso di Just Jump. Se tanto mi dà tanto, ne riparleremo tra qualche anno. Domenica al Polisportivo Vittorio Morandini di Remanzacco è ritornato il trofeo Luigi Modena, con la quinta prova della manifestazione a tappe del Centro Provinciale Libertas di Udine e l'organizzazione della Libertas Grions Remanzacco, con molti atleti delle categorie giovanili, ma anche alcuni top del settore assoluto. Hanno così onorato la società di casa al quarto impegno organizzativo in 4 mesi, in piena ottemperanza a decreti e a restrizioni dovute alla pandemia. Lo sforzo è stato ripagato da prove d'autore, con un grande 500 metri finale con dichiaratamente nel mirino il più vecchio primato dell'atletica regionale, quel 1 minuto 3 secondi e 3 di Ottavio Missoni che risale al 4 settembre 1940, quasi 81 anni. È la seconda volta quest'anno che ci provano, dopo Lignano il 3 luglio, ed è l'ennesima volta che lo sfiorano. Niente da fare, non vuole proprio cadere questo record. Stavolta però almeno è stato stabilito il primato promesse, che apparteneva con 1 minuto 3 e 46 ad Agostino Nicosia dal 2018, a opera di Emanuele Brugnizza del gruppo sportivo Natisone Cividale, che con 1 minuto 3 secondi e 44 ha battuto lo stesso Nicosia, 1 minuto 3 e 71, lo junior Lorenzo Brugnizza, 1,4 e 30, Cristiano Giovanatto, 1,4 e 57 ed Andrea Chiarvesio, 1,4 e 75. Peccato perché gli organizzatori avevano garantito un consistente premio in caso di missione compiuta e per raggiungere l'obiettivo Matteo Spanu, campione italiano dei 1500 nel 2019, si era incaricato di dettare i ritmi fino a metà gara. Per quanto concerne il trofeo Modena, la cosa migliore è il 55,97 m di Vortex Ragazzi, realizzato da Giuliano Di Nuzzo della Libertas Mereto, che cancella il primato stagionale di Danilo Crisanti, 51,81 m. Bene anche Giada Olivo, Libertas Mereto nel lungo Ragazze, 4,11 m. Francesco Cariola, Libertas Grions Remanzacco nei 1000 metri cadetti, 2,52,42 m. Di Elena Copat, Libertas Porcia, 3,17,38 nei 1000 cadette e soprattutto Rebecca Rinaldi, Atletica Bruniera Friuli Intagli, con 10 secondi e 31 sugli 80 cadette.
I 600 metri ragazzi hanno visto i successi di Teresa Mosanghini, Libertas Maiano, in 1.55.85 e di Angelo Pittoni, Libertas Tolmezzo, in 1.43.12. Nel programma anche i 50 metri per esordienti M10, dove a vincere sono stati Alex Bulfone, Libertas Mereto, e Nicole Pertoldi, Trieste Atletica. Ultime citazioni per il giavellotto allieve di Lara Beargi del Bor Trieste con 40 metri e 48, davanti all'atleta di casa Veronica De Ecker, 33 metri e 97, e per i 100 assoluti vinti dall'ostacolista junior Simone Coren, Malignani Libertas Udine, con un buon 11 secondi e 41, con 2 metri e 2 di vento in faccia, e da Alice Beltramini, Libertas Grion Seremanzacco, prima in 12 secondi e 87 davanti alla compagna di squadra Margherita Petrucci, 13 e 36. Presenti alle premiazioni, tra gli altri, il presidente della fila regionale Massimo Di Giorgio e quello del comitato provinciale Massimo Patriarca, il delegato allo sport del comune di Remanzacco Lino Granzon e per il comune di Povoletto il sindaco Giuliano Castenetto e gli assessori Lisa Rossi e Alessandro Sara. Il fine settimana ci riserva ancora competizioni di livello. Venerdì a Amereto Mennea Day e Memorial Paola Furlano e sabato 29esimo trofeo internazionale giovanile Città di Maiano. Ed è proprio da Maiano che chiudiamo l'odierna puntata con un trofeo che torna dopo un anno di stop forzato. Organizzata dalla locale Libertas, la manifestazione è aperta alle rappresentative provinciali FIDAL e alle selezioni internazionali a invito, a cominciare ufficialmente alle 11 con la riunione tecnica alla quale seguirà alle 11.45 la cerimonia di apertura della manifestazione con la sfilata delle rappresentative. Le gare prenderanno il via alle 13 e si concluderanno alle 18. Hanno confermato la presenza alle rappresentative provinciali di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Da fuori regione ci saranno le squadre delle province di Trento, Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Verona, Rovigo, Brescia e la rappresentativa regionale delle Marche. L'unica rappresentanza estera fino a oggi è quella slovena di Capodistria. In attesa di conferma Sabak e Belgrado, Serbia, mentre hanno rinunciato, causa Covid, le squadre di Zagabria, Croazia, Oradea, Romania, Budapest, Ungheria e Bielsko-Biala, Polonia. E con questo noi ci fermiamo qui anche per stasera. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Beats.